Che hanno lo sfratto esecutivo. Cosa diciamo? Cosa diciamo a questa gente? Hanno lo sfratto esecutivo, vengono dal sindaco. Stasera c'è il pubblico leghista, non riescono a pagare. Scusi, lei è l'ultimo che deve parlare come siciliano, è l'ultimo che deve parlare, non c'è il vergogni di quello che sta facendo in Sicilia. No, fermi, no. Senta, no. Io ho 8 anni che sono sindaco, No, fermi, scusi, scusi, Porcoline, mi guardi a me. Lei qua, no. Io non sono d'accordo dare la disponibilità a queste persone che, per carità, dal punto di vista strutturale non sarebbe nessun problema, non ci sarebbe nessun problema. Dare la disponibilità a queste persone che, per carità, dal punto di vista strutturale non sarebbe nessun problema, non ci sarebbe nessun problema. Però tutti i ragazzi che noi abbiamo a casa, che sono senza lavoro, che ci chiedono risposte, che hanno lo sfratto esecutivo, cosa diciamo? Cosa diciamo a questa gente? Hanno lo sfratto esecutivo, vengono dal sindaco. Stasera c'è il pubblico leghista, non riescono a pagare. Scusi, lei è l'ultimo che deve parlare come siciliano, è l'ultimo che deve parlare, non c'è il vergogni di quello che sta facendo in Sicilia. No, fermi, no. Senta, no. Love